Focus TG di sabato 3 settembre, sono le 12 in punto. Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi telespettatori con l'appuntamento dedicato all'informazione del Veneto. Anche oggi siamo in diretta, lo saremo fino alle 13 con tanti collegamenti, tanti approfondimenti, un'ampia pagina dedicata alla cronaca, ma non solo, ed è proprio con una notizia di cronaca arrivata poco fa in redazione che apriamo il nostro giornale. È una notizia purtroppo di cronaca nera. Attorno alle 8:30 di questa mattina il soccorso alpino di Asiago si è attivato per il recupero di un corpo senza vita, il corpo di un cacciatore in località Sasso, siamo vicino a Gallio. L'uomo di 64 anni era impegnato insieme a un amico in un'uscita di caccia, si è improvvisamente accasciato a terra senza più dare segni di vita mentre si trovava nei boschi 500 metri sotto Contrada Ruffi. I soccorritori hanno quindi imbarellato la salma, l'hanno trasportata fino alla strada dove ad attenderlo c'era il carro funebre. È chiaro che approfondiremo questa notizia nel corso del nostro giornale o nelle edizioni serali dedicate all'informazione, quindi lo ripetiamo, trovato il corpo di un cacciatore 64enne senza vita nei boschi di Gallio. Noi andiamo avanti con la cronaca per mostrarvi adesso le immagini e raccontarvi di un ennesimo incidente stradale sulle strade della Marca Trevigiana. Questa mattina una macchina è uscita fuori di strada a Valdobbiadene, a bordo 5 ragazzi, tutti giovanissimi. Sfrecciavano a una velocità sostenuta e l'incidente è stato inevitabile, quasi spettacolare. Questa mattina intorno alle 7 un'auto con a bordo 5 ragazzi, tutti giovanissimi tra i 18 e i 20 anni, ha perso il controllo in località Zecchei in via Erizzo tra Bigolino e Valdobbiadene, uscendo di strada autonomamente in un tratto rettilineo e finendo la sua corsa in un vigneto sottostante, 2 metri più sotto, a ruote all'aria. Fortunatamente i ragazzi sono tutti vivi, al momento la più grave, una ragazza ventenne, è in ospedale a Treviso ma non sembra in pericolo di vita, mentre gli altri sono a Montebelluna con ferite di media entità. Sul posto, oltre all'elicottero del SUEM, alcune ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco di Montebelluna, oltre che i volontari della protezione civile, la polizia locale in ausilio con i carabinieri della stazione di Valdobbiadene. Continuano così a salire i numeri degli incidenti stradali sulle strade della Marca Trevigiana, dove sempre più coinvolti sono i giovanissimi. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa dalla cronaca perché ci spostiamo in altopiano, ci spostiamo precisamente ad Asiago perché è tempo di Made in Malga, insomma tempo che è iniziato già ieri addirittura con l'inaugurazione di questa importante manifestazione che porta 80 espositori di formaggi, di prodotti della montagna ad Asiago, tanti birrifici, chiaramente anche questi di montagna, tanti eventi. Si tratta della 10ª edizione di Made in Malga e vedo pronto, collegato con noi, il nostro collega Ferdinando Garavello che è proprio lì sul posto per raccontarci tutto di questo importante evento, un evento che ritorna dopo 2 anni di stop. Ferdinando, a te la linea. Buongiorno Alex, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sentite, sta suonando mezzogiorno qui ad Asiago e c'è già il pienone, una manifestazione Made in Malga che insomma ha sempre attirato il cosiddetto pubblico delle grandi occasioni, ma quest'anno ha una valenza particolare, è l'edizione della rinascita non solo per l'iniziativa in sé, che diciamo molto importante perché rappresenta il top della produzione casearia d'alpeggio italiana, ma è un'edizione della ripartenza soprattutto per il territorio, per l'altopiano, per l'economia, per il turismo. Ci sono tantissimi temi, ovviamente il formaggio a questo punto diventa un tramite per parlare d'altro. Vediamo tantissime persone che sono salite questa mattina, quindi tanta gente ovviamente da fuori perché a questo punto della stagione l'altopiano comincia a
perdere un po' di quello che è il suo turismo stanziale. Vuol dire che l'appeal di questo prodotto caseario nazionale è veramente forte. Vedete alle mie spalle ci sono tutte le bancarelle, c'è tantissima gente che assaggia, che si porta via un pezzo, 2 pezzi, 3 pezzi di formaggio, magari qualcuno del territorio, qualche formaggio da fuori, perché sono rappresentate tutte le regioni d'Italia, però i padroni di casa sono quelli dell'Asiago, sono quelli di Asiago e dei comuni dell'Altopiano. Abbiamo qui con noi una giovane rappresentante della nuova generazione dei malgari dell'Altopiano, Milady Cortese, grazie per essere qui con noi. Milady, un'edizione della rinascita in un'annata molto molto difficile. Annata particolare, in quanto la siccità sicuramente ha messo un po' a dura prova, diciamo, il lavoro delle malghe. I pascoli non sono stati sicuramente al top quest'anno, però penso che siamo un po' riusciti tutti, chi più chi meno. Noi siamo anche fortunati avendo acquedotto, ci sono state malghe un po' meno fortunate di noi. E siamo arrivati alla fine della stagione, di conseguenza avanti sempre, abbiamo continuato con la produzione, adesso qua siamo a una manifestazione che segna un po' la chiusura della stagione, che oltre al fatto appunto della siccità però ha portato un meteo che appunto ha aiutato tanto e di conseguenza da un certo punto di vista a livello di turismo siamo stati anche agevolati, quindi non bisogna sempre lamentarsi, credo, e cercare di guardare appunto la cosa più positiva di quest'anno, che appunto il tempo è bello, la gente si è mossa, abbiamo avuto tanto riscontro, diciamo, e di conseguenza accettiamo questo e portiamo a casa quello che è stato di buono. Però guardiamo anche al futuro, questo sarà un anno di passaggio. Che cosa vi aspettate dall'anno prossimo, dalle prossime annate? Speriamo bene, nel senso che in realtà anche il discorso, abbiamo un po' delle difficoltà molteplici, nel senso un po' il discorso del meteo appunto, che è sempre più caldo e non siamo agevolati in questa cosa, un po' il discorso del lupo, che anche qua tu sai meglio di noi, ormai hai seguito molto bene questa cosa, e ci sono malghe soprattutto nella parte alta che hanno subito ingenti danni, quindi speriamo insomma da una parte e dall'altra che ci siano anche degli aiuti e delle persone che capiscano le nostre esigenze, ecco. Parliamo del prodotto invece, avete tantissime persone che si fermano, che adesso stanno tagliando un pezzo di formaggio. Che cosa chiede la gente in questo momento? Sono alla ricerca del fresco, si cerca lo stagionato, insomma sta cambiando anche il mondo del formaggio a seconda un po' dei gusti di quelli che sono i clienti. Diciamo che il fresco secondo me è sempre quello più ricercato e quello che comunque apprezza un po' di più, no, la gente, e lo stagionato è un po' più per gli intenditori. Secondo me c'è un po' un ritorno adesso negli ultimi anni, perché all'inizio era una cosa più della persona anziana, no, che ricercava il formaggio vecchio o stravecchio. Negli ultimi anni vedo anche, a parte i bambini, ma anche giovani che appunto cercano e che chiedono e che vogliono anche una spiegazione sulla tipologia di lavorazione, quindi c'è più interesse, e questo per noi è sempre un valore aggiunto, nel senso che la ricerca e anche aver modo di dare una spiegazione su come viene fatto il formaggio e le tipologie, le differenze, è sempre positivo. Quindi l'invito, naturalmente sì, va bene le manifestazioni, va bene un po' di cultura casearia, ma è sempre ad andare sul posto, a vedere come lavorano le persone. Non siete solo aziende, siete un presidio del territorio. Se sparisce una malga, il bosco si mangia il pascolo, si mangia il prato Ne mettono tutti. E tanti saluti, vero? Assolutamente sì, è una tutela del territorio, quindi invitiamo proprio le persone a venire e a chiederci, a vedere quello che facciamo, ed è sicuramente bello anche quest'anno che siamo qui tutti uniti come area dell'Asiago DOP, tutte le malghe e vicine, di conseguenza penso che anche le persone che vengono e che assaggiano il prodotto hanno modo di verificare e di assaggiare cosa fa una malga
il formaggio fatto in malga cambia molto. Un fresco fatto da me e un fresco fatto Malga Larici è sicuramente diverso. Uno stravecchio qua, uno stravecchio di Serona o di Sette Caliere è sicuramente diverso. Quindi bello che una persona faccia la via e che assaggi anche varie tipologie di prodotto. Allora, Vi aspettiamo. Giustamente, noi ringraziamo Milady Cortese, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo, ormai la stagione sta finendo, si farà la transumanza, poi se ne parla l'anno prossimo. Alex, a questo punto ringraziamo Milady per averci raccontato come stanno andando le cose. Interessante questo concetto di cui si è parlato, perché effettivamente la forza di un formaggio come quello d'Alpeggio, come quello fatto in malga, è che ogni pascolo, ogni stagione, ogni momento dell'anno dona dei gusti particolari al prodotto, quindi avere la possibilità di sentire quello che hanno fatto malghe lontane anche fra loro nello stesso periodo estivo ci dà quasi l'idea di quelli che sono i famosi cru del vino, ed è insomma un ragionamento decisamente importante. A questo punto Ferdinando, ti chiedo se hai domande da studio, altrimenti noi ci muoviamo un po', andiamo in cerca di qualche altra persona da intervistare. Dimmi Alex. Visto che abbiamo la fortuna insomma, di averti in collegamento, tu che conosci molto bene la realtà dell'altopiano e non solo, abbiamo avuto come ospite proprio Milady Cortese, una ragazza giovane, insomma, come procede un po' il ricambio generazionale anche insomma, al timone insomma, delle storiche aziende casearie, perché questa è un'edizione di Made in Malga che parla anche, da quello che insomma si intuisce, di ripartenza soprattutto per i giovani. C'è da dire Alex che tante aziende stanno cambiando pelle, ci sono giovani che si preparano in modo molto molto forte proprio dal punto di vista tecnico su quelle che sono le innovazioni, su quello che è il futuro del mondo caseario, e fra le malghe, nelle malghe si vedono tante facce giovani. Noi abbiamo avuto la possibilità quest'estate di visitarne alcune per parlare di siccità, per parlare di lupi, per parlare dei problemi che il comparto sta vivendo anche dal punto di vista ovviamente economico, e si vedono tante facce giovani che non si improvvisano mai, non arrivano mai di punto in bianco a fare una cosa, ma raccolgono un'eredità che è quella delle malghe, che è molto importante. I casari vecchi stanno lasciando il posto a casari giovani, il tema è sempre quello, le modalità sono sempre quelle, qualche accorgimento per stare al passo con i tempi, e questo vuol dire che di sicuro non solo l'Asiago, non solo le DOP del Veneto, ma in generale il formaggio italiano di qualità ed eccellenza d'Alpeggio ha un futuro assicurato. Noi ci ritroveremo con te più avanti, però prima di lasciarti adesso al tuo lavoro, insomma, raccogliere interviste e notizie, un altro piccolo, così, una considerazione che ti chiedo. Malghe del comprensorio che si avviano a diventare patrimonio UNESCO grazie insomma alle loro caratteristiche, questo passaggio secondo te cosa significherebbe per l'altopiano? Che valore aggiunto darebbe? Allora, c'è da dire che il percorso per l'UNESCO si snoda su due strade, su due direzioni. Da una parte c'è quella del MAB, come ha fatto il territorio del Monte Grappa, quindi Man and Biosphere, ovvero il rapporto fra l'uomo e il territorio che vive, e qui è molto importante perché naturalmente, come abbiamo detto anche con gli attori di questa grande tradizione, la malga è un presidio ed è la garanzia di un equilibrio fra il lavoro dell'uomo e il mantenimento di un ambiente di un certo tipo. Dall'altra parte c'è il percorso invece, quello classico UNESCO, che si baserebbe sull'unicità delle malghe dell'altopiano, perché sappiamo che l'altopiano è il comprensorio malghivo più importante d'Europa, quindi sta qui, sta nella sua forza, l'unicità, non c'è nessun altro posto in cui l'alpeggio funziona così. Ovviamente se ben fatto, se portato avanti con i dovuti modi, questo può essere un passaggio di categoria davvero incredibile per tutta la zona. È come andare a giocare in Champions League, passateci la metafora
sportiva c'è da capire se c'è l'intenzione, magari anche c'è, se ci sono tutte le forze in grado di lavorare assieme per portare avanti un percorso di questo genere, che è molto molto complicato, e devono esserci tutti gli attori del territorio, tutto il Veneto pronto a portare avanti questo progetto. Grazie allora, grazie a Ferdinando Garavello. Torneremo da te più avanti nel corso della nostra edizione di Focus TG. Ricordiamo che poi Made in Malga proseguirà anche nelle giornate dal 9 all'11 di settembre. Informazioni di servizio per coloro che fossero interessati a far visita a questo importante evento. Noi adesso ci prendiamo un attimo di pubblicità, rientriamo tra pochissimo con tutte le altre notizie di cronaca, i nostri approfondimenti. Dobbiamo parlare anche di cinema, di Papa Luciani, insomma tanto da cui prendere spunto, tanto da parlare e vedere insieme. A fra poco. Sono da poco passate le 12:15, ben ritrovati a Focus TG, edizione come sempre dedicata alla cronaca, all'attualità, all'approfondimento delle notizie del Veneto dal Veneto. Ebbene, siamo stati in altopiano, siamo stati ad Asiago con il nostro Ferdinando Garavello per raccontarvi di Made in Malga, per parlare anche di UNESCO, per parlare di una ripresa, una ripartenza di un comparto come quello caseario che muove una fetta importante dell'economia del Veneto. Adesso però torniamo a parlare di cronaca, ci spostiamo a Vicenza per raccontarvi di un inseguimento quasi hollywoodiano. Un uomo al volante sotto l'effetto di stupefacenti ha sfrecciato per le strade della città rischiando di investire un pedone. La folle corsa si è conclusa con l'arresto da parte della polizia locale, che ha dovuto utilizzare lo spray al peperoncino. Vediamo. Far West in città, un uomo alla guida di un'auto ha seminato il panico ieri pomeriggio sfrecciando a tutta velocità dallo stadio Menti verso Viale Margherita, rischiando, dopo aver sbandato in curva, di investire una persona che stava attraversando sulle strisce pedonali. Di lì è iniziato l'inseguimento hollywoodiano con diverse pattuglie della polizia locale coinvolte. Sono riusciti a bloccarlo all'altezza di Borgo Scroffa dopo che aveva quasi investito una persona su un attraversamento pedonale. Costui era rimasto all'interno del veicolo, dopo che è stato fatto uscire, praticamente si è impossessato dell'antenna dell'autoradio e cercava di usarlo quasi fosse una spada nei confronti dei nostri operatori, che abilmente sono riusciti a fermarlo, ma alcuni di loro hanno subito delle prognosi. Lo hanno bloccato dopo che il mezzo aveva effettuato un sorpasso azzardato e aveva concluso la sua corsa speronando l'auto di servizio della polizia locale, in retromarcia nell'estremo tentativo di fuga. Sceso dall'auto, l'uomo ha cercato di sottrarsi all'identificazione, scagliandosi con calci e pugni contro gli agenti che per immobilizzarlo hanno dovuto usare lo spray al peperoncino. Si tratta di un individuo che era sotto l'uso di sostanze psicotrope e quindi ovviamente sono stati fatti i debiti accertamenti presso l'ospedale. Quindi poi è stato deferito all'autorità giudiziaria per resistenza, violenza, lesioni personali, minaccia e quant'altro previsto dal codice penale, oltre ovviamente alla guida sotto l'uso di sostanze stupefacenti. Tratto in arresto il 34enne residente in provincia ha inoltre accumulato sanzioni per 500 euro per non aver dato la precedenza ad un pedone sulle strisce pedonali, per la velocità, per il sorpasso vietato, per non aver con sé la patente e per transito su marciapiede. Ci spostiamo adesso in provincia di Padova. Fiamme in un'azienda agricola di Pernumia, coinvolta una stalla, morti tutti i vitellini. Le fiamme hanno avvolto la stalla senza lasciare scampo ai vitelli. Vigili del fuoco al lavoro dalle 11:30 di questa mattina in un'azienda agricola di via Valdolmo a Pernumia, dove è divampato un incendio. Non risultano persone ferite, ma il rogo ha fatto strage di vitellini. I pompieri accorsi da Este, Abano Terme, Padova e Rovigo con 6 autopompe, un'autoscala e 19 operatori hanno circoscritto le fiamme. L'incendio però ha distrutto il fienile vicino alla stalla, dove ci sono oltre 300 capi di bestiame, tutti fortunatamente messi in salvo, tranne lo scomparto dove si trovano i vitellini, che sono tutti morti. Coinvolti dalle fiamme anche alcuni trattori e dei macchinari che sono bruciati. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore. Una volta spento il rogo dovranno infatti capire le cause che hanno originato le fiamme.
E adesso la storia, fortunatamente a lieto fine, di un poliziotto eroe che ieri a Venezia ha impedito che una ragazza di 20 anni compisse un gesto estremo. Vediamo. Le urla disperate della ragazza vestita del colore del sole irrompono in una Venezia colma di gente con gli occhi puntati all'insù. Sono le 11 del mattino. Oggi la ragazza sale lungo l'impalcatura della Chiesa degli Scalzi accanto alla stazione dei treni a Venezia e, attaccata alla sbarra alla sommità, si lascia pericolosamente penzolare nel vuoto. Ha appena 20 anni e forse soltanto ora che sta per cadere si rende conto che tra lei e la mano tesa del poliziotto che la tiene ancora in vita corrono 26 metri d'altezza. Il poliziotto che l'ha raggiunta con un tempismo da supereroe l'ha afferrata con altrettanta prontezza esattamente nel momento in cui la ragazza stava per lasciarsi andare, accingendosi a compiere l'irrimediabile. Azione che ha cambiato completamente direzione grazie al gesto dell'agente, comparso come un abbaglio che ha impedito di tramutare la vulnerabilità della ventenne nell'incubo più buio. Fatto tachicardico immortalato dal guazzabuglio di turisti e residenti che si trovavano sul posto tra l'Issa di Spagna, Santa Lucia e il Ponte degli Scalzi, con i video già virali sui social e il salvataggio accolto da forti e liberatori applausi. E adesso torniamo a parlare dello scontro mortale di Montebelluna, l'incidente che l'altra sera è costato la vita a Lucio Panziera. Si cerca un Audi di colore scuro che potrebbe avere un ruolo centrale in questo drammatico fatto di cronaca. La versione è tutta da dimostrare, ma per capire se corrisponde al vero non resta che raccogliere testimonianze e scandagliare le telecamere della zona. Il conducente alla guida della Mercedes che ha travolto e ucciso Lucio Panziera, 52 anni di Volpago, ha infatti riferito di una manovra azzardata da parte di un'Audi scura, forse un sorpasso che l'avrebbe costretto a sbandare bruscamente verso sinistra, invadendo la corsia dove sopraggiungeva il volpaghese e finendo la sua corsa contro un palo della luce. Lo scontro in corso Mazzini poco dopo le 18:30. Panziera è diretto a casa Venegazzù, il quarantenne albanese in Italia, ospite di un fratello, verso il centro di Montebelluna. La collisione è potente per il 52enne che viene trascinato per decine di metri. Non c'è nulla da fare. Sul posto un'ambulanza, 2 automediche, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale e quest'ultima a occuparsi delle indagini. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, si attendono gli esiti dei test tossicologici somministrati al quarantenne. Intanto per l'appunto si cerca questa Audi scura che si sarebbe presto dileguata. Resta lo shock per i familiari e un'intera comunità. Panziera, sposato con 2 figlie, era attivissimo nel volontariato e consigliere comunale di maggioranza. Proprio il sindaco di Volpago, Paolo Guizzo, ha comunicato la notizia in famiglia, una volta allertato dalla polizia locale di Montebelluna. È stata una delle cose più brutte che ho fatto nella mia vita, che è stata quella di andare ad informarli purtroppo dell'incidente grave che era accaduto, perché loro erano lì tranquilli, convinti che fosse in sagra a lavorare e quindi non avevano neanche la minima percezione di quanto era avvenuto, e quindi lì in quell'occasione ha incontrato la moglie e anche le figlie. Gli stessi familiari quindi lo pensavano intento a disallestire gli stand della festa paesana di Venegazzù, terminata martedì 30, dove era un punto di riferimento. In lui c'era il seme della generosità, del fare ed essere comunità, dice una volontaria, Monica Folladora, a ricordarlo anche il presidente della Proloco. Martedì sera, quando siamo andati alla festa a Venegazzù, che siamo andati in 5-6 persone della Proloco per festeggiare la piccola mostra dei vini che fanno, e abbiamo voluto andare l'ultimo giorno per omaggiarli perché fanno una bella festa, e Lucio è venuto proprio al tavolo a salutarci. Increduli il mondo dell'Avis, l'associazione Ricreazione e la parrocchia di Venegazzù. In chiesa, racconta il parroco Don Federico, si occupava dei fiori e dell'accoglienza dei fedeli ai tempi del Covid con mascherine e gel igienizzanti, ma è tutto il paese a stringersi alla famiglia. E ovviamente una persona che se ne va e lascia un vuoto che è veramente un dolore, sì, grande.
Era una persona ben voluta, amata da tutti. Io posso dire che ho solo sentito lodi di questa persona. Siamo distrutti dal fatto di quello che è successo, di queste due ragazze, della moglie. Cerchiamo di farci coraggio tutti insieme. Ci fermiamo adesso per un piccolo break pubblicitario, rientriamo tra pochissimo con tante altre notizie e con i nostri approfondimenti. A fra poco. Due segnalazioni arrivate da due abitazioni i cui residenti allertavano la centrale operativa della questura per la presenza di uno sconosciuto che si era introdotto in casa furtivamente. Gli agenti, una volta sul posto, hanno subito fermato il responsabile della violazione di domicilio, un giovane 21enne incensurato, originario della provincia di Potenza, che già nella precedente nottata era stato denunciato dagli agenti della stradale perché trovato alla guida di una vettura risultata rubata a Portogruaro. Il giovane, che non ha saputo dare spiegazioni per il suo comportamento, ha iniziato subito a dare in escandescenze, insultando gli agenti delle volanti ed opponendo una violenta resistenza. Così i poliziotti lo hanno immobilizzato e arrestato per violenza, lesioni, minacce, resistenza pubblico ufficiale e per violazione di domicilio. Ancora criminalità in azione a Vicenza, dove un uomo provoca un blackout in un condominio per rubare dentro un'auto, ma si ferisce e viene arrestato. Danneggia il quadro elettrico di un impianto di illuminazione di un condominio in un cortile di Viale Verona. L'obiettivo è quello di causare un blackout e approfittare del buio per forzare un'auto parcheggiata e rubarne gli oggetti dall'abitacolo. Ma non è andata come sperava. Il 21enne, senza fissa dimora, gravato da pregiudizi di polizia, nello strappare i cavi elettrici si è procurato delle lesioni. Poi, utilizzando un grosso sasso, ha tentato di infrangere il cristallo dell'auto, ma è riuscito solo a danneggiarne la carrozzeria. A chiamare il 112 un residente del condominio insospettito dai rumori. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno accompagnato il giovane al pronto soccorso per le cure. Il ragazzo è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato. Chiudiamo per un attimo la pagina della cronaca. Nel servizio che abbiamo appena visto si è parlato di un blackout, chiaramente per finalità legate a un atto criminale. In un certo qual modo continuiamo a parlare di energia elettrica per introdurre un altro argomento di stretta attualità, quello legato al rincaro delle bollette, alle difficoltà che stanno attraversando le famiglie, i commercianti, le amministrazioni comunali e non solo. Tra i settori più colpiti e anche più in difficoltà, senza dubbio le case di riposo, che stanno mettendo sul bilancio i rincari e che spesso devono far fronte alla difficoltà di magari comunicare alle famiglie di ulteriori rincari dovuti alla retta degli ospiti e non solo. Le case di riposo dunque lanciano un allarme come l'IPAB di Vicenza. Già dalla fine dello scorso anno, in fase di previsione di bilancio e sapendo dei rincari in arrivo, abbiamo tentato di prevedere un aumento dei costi a bilancio. Tuttavia adesso che ci troviamo con la realtà delle fatture che arrivano, i rincari sono decisamente superiori a quella che era la previsione. Le case di riposo non riescono a far fronte all'aumento dei costi dell'energia per far funzionare le proprie strutture. L'estate 2022, particolarmente torrida, ha visto un deciso aumento del consumo energetico, ma è proprio l'aumento di costi di luce e gas a far sballare vistosamente i bilanci. Tanto per dare dei numeri, noi abbiamo riscontrato un aumento di quasi il 150% delle bollette e per dare un riferimento numerico, una fattura di luglio del 2021 si aggirava sui 40.000 euro, attualmente fattura di luglio 2022 217.000 euro. Quindi è immaginabile che il rincaro di questi costi non poteva essere prevedibile, non poteva essere stimato, ma avrà delle conseguenze assolutamente pesanti sul bilancio. Impossibile rivedere i servizi, come pure pianificare una ulteriore ottimizzazione energetica per le strutture dell'IPAB di Vicenza, che richiederebbe costi e tempi improponibili ora. Ridurre il divario tra entrate e uscite per il bilancio 2022 sembra essere già molto impegnativo, ma a preoccupare i vertici delle case di riposo sono le modalità per poter programmare il bilancio per il prossimo anno. Per questo lanciano l'allarme.
Il Presidente dell'Uripa ha già mandato un'informativa sia alla Regione sia al Ministero per segnalare che nel sistema Italia c'è anche tutta la partita delle case di riposo che già hanno subito pesantemente l'emergenza, la gestione emergenziale Covid e stanno tuttora subendo quelli che sono i costi dell'emergenza della situazione emergenziale Covid, ma in questo caso con il rincaro delle bollette, non potendo sicuramente trovare forme di compensazione sulle rette ai familiari, avranno l'impossibilità di andare a coprire questi costi. Baristi e pasticceri sono sicuramente tra i pubblici esercizi più colpiti dai rincari, dalle difficoltà legate proprio agli aumenti in bolletta. Ecco che allora a Padova hanno deciso di organizzare una manifestazione di protesta. Continuano ad arrivare aumenti nelle bollette energetiche, aumenti nelle forniture di materie prime e adesso siamo arrivati al limite. Siamo arrivati al limite che abbiamo deciso di scendere in piazza, di manifestare davanti al Tribunale di Padova portando le chiavi della nostra attività. Hanno deciso di chiamarla Elettroshock, la manifestazione in atto giovedì prossimo di pasticceri e baristi che consegneranno simbolicamente le chiavi delle loro attività. Il caro energia sta schiacciando un comparto già pesantemente colpito dalla pandemia. L'appello è alla politica. Abbiamo bisogno di aiuto, ma non è che chiediamo la carità, noi abbiamo bisogno di dignità e ultimamente questa ci manca perché in 3 anni sembra un accanimento contro noi pubblici esercizi. Le bollette sono triplicate, le materie prime hanno avuto aumenti che si aggirano attorno al 60%, ma dove vogliamo andare? Non possiamo continuare a tenere aperta la nostra attività in perdita perché è quello che stiamo facendo, ma lo stiamo facendo perché noi amiamo il nostro lavoro. I lavori delle pasticcerie sono dei lavori, non sono superflui, sono importanti perché aiutiamo la gente a festeggiare. Senza le pasticcerie non si festeggia perché la pasticceria è un locale che aiuta a festeggiare. E noi continuiamo a parlare di caro energia, è un tema che portiamo avanti per sensibilizzare ma anche per dare voce, per dare spazio a tutti coloro che stanno vivendo sicuramente un momento difficile sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista economico. Ebbene, tra i settori più duramente colpiti ci sono quelli commerciali, abbiamo parlato delle famiglie, delle case di riposo, ma anche la nostra agricoltura, anche l'agricoltura veneta ne sta risentendo in maniera importante e il rischio adesso da quest'autunno è quello di trovare sempre più vuoti gli scaffali dei nostri supermercati. Dispense senza prodotti agroalimentari italiani. È quanto accadrà a breve, secondo il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli ai microfoni di Tele4 Trieste. Molte aziende ci stanno dicendo noi non raccoglieremo a settembre perché raccogliere e produrre ci costa di più che lasciare il prodotto agricolo in raccolta in campo. Caro energia che secondo gli agricoltori è solo la metà del problema, l'altra aggravante è la siccità. Noi abbiamo 2 problemi, un problema di siccità che ha colpito tutta l'area e non solo l'Italia, che quindi imporrà anche produzioni più basse, e poi una serie di costi che sono aumentati e che in parte verranno scaricati anche sul consumatore finale, che si trova anche a fronteggiare i temi del carovita, dell'inflazione e tutta una serie di problemi che ci fanno preoccupare anche sulla capacità di assorbimento da parte del consumo finale e questo ci dà ulteriori preoccupazioni. Siccità che ha penalizzato pesantemente tutti i comparti agricoli, con rese per ettaro in molti casi diminuite anche del 40%, che si traducono già in scarsità di prodotti come frumenti, mais, soia, sia per consumo umano che animale. Inevitabile anche l'aumento dei prezzi delle materie prime che, accompagnati ai costi energetici, stanno portando, solo per fare un esempio, molti panifici alla chiusura. Una tempesta perfetta quindi sulla nostra agricoltura, secondo il ministro, che ricadrà inevitabilmente sui nostri approvvigionamenti nei supermercati. Questo però porterà a un problema di prodotto, a una quantità di prodotti agroalimentari inferiore e quindi a una difficoltà di accesso al cibo. Ci stiamo parlando di questo tema. Dagli agricoltori chiara la richiesta alla politica.
L'agricoltura ha molti strumenti a sua disposizione per poter far filiera, essere più efficiente e dare intanto sulle tavole degli italiani tutti i prodotti necessari, ma anche per essere più produttiva nel futuro. Certo, lo possiamo fare se abbiamo una politica che abbia le idee molto chiare su quello che deve essere un progetto agricolo nazionale ed europeo. Oggi come oggi mi sembra che ci sia molta confusione, si va più su altre priorità e non su queste che sono veramente quelle più importanti. Lanciamo adesso l'ultimo break pubblicitario, vi ricordo che saremo in diretta in vostra compagnia fino alle 13, adesso pubblicità, poi rientriamo per tante altre notizie, per i nostri collegamenti in diretta, fra poco. Con Focus TG ancora tanto da vedere, tanto di cui parlare assieme, e allora iniziamo parlando proprio della beatificazione di Papa Luciani. Vi avevo anticipato che avremmo parlato di questo importante evento. Domenica mattina la cerimonia di beatificazione di Papa Luciani in piazza San Pietro. Cresce l'attesa per questo grande evento che Media Nord-Est seguirà in diretta. E allora vediamo tutto nel prossimo servizio. Di Luciani metterei in evidenza 3 caratteristiche: sacerdote che pregava, che viveva poveramente e che si sentiva bene con la gente. In relazione alla povertà, si riferiva alla povertà dei sacerdoti, mia madre soleva citare talvolta Monsignor Luciani per dirmi che il sacerdote non doveva avere conti in banca o libretto di assegni. Un ricordo, quello del cardinale Beniamino Stella, che esalta le virtù di Papa Giovanni Paolo I. L'attesa beatificazione sarà celebrata in Vaticano con una cerimonia diversa rispetto alle consuete. Non sarà infatti il corpo ad essere portato a Papa Francesco, ma una reliquia. Nello specifico, uno scritto autografo, appuntato su un foglio bianco risalente al 1956. Uno schema per la riflessione spirituale sulle virtù di fede, speranza e carità. Da prete, vescovo e pontefice è stato capace di manifestare attraverso la sua vita la tenerezza di un Dio misericordioso e materno. La santità di Papa Luciani è importante per la Chiesa e per il mondo di oggi, perché attraverso il suo esempio siamo richiamati al cuore della vita cristiana, all'umiltà e alla bontà di chi sa riconoscersi peccatore e bisognoso di misericordia, di chi vuole servire con dedizione generosa e con opere di bene gli altri, annunciando la gioia del Vangelo. Un percorso, quello della beatificazione, iniziato 19 anni fa e che domenica troverà compimento. Un evento importante per tutto il territorio, che è stato la casa del Papa del Sorriso. La nostra diocesi è una piccola diocesi, 180.000 abitanti, però in questi giorni vive veramente con intima gioia questo evento enorme che la riguarda. Adesso nei prossimi 2 servizi parliamo di 2 battaglie di Rete Veneta che sono arrivate a un punto di svolta. Iniziamo dalla prima, perché vi ricorderete che abbiamo più volte parlato del celebre dipinto Il miracolo delle quaglie di Jacopo da Ponte. Ebbene, secondo il TAR, questo dipinto deve rientrare in Italia. A quasi un anno dal suo trasferimento negli Stati Uniti si riapre la possibilità che il dipinto di Jacopo Bassano, Il miracolo delle quaglie o La raccolta delle coturnici, torni in Italia.
Una sentenza del TAR del Lazio incarica i carabinieri di andare a prelevare il quadro, olio su tela di 150 x 235 cm, e di riportarlo in patria. Il celebre dipinto, commissionato nel 1554 dal patrizio veneziano Domenico Priuli, è attualmente esposto al Getty Museum di Los Angeles, che a ottobre 2021 lo aveva acquistato dagli ultimi proprietari, gli eredi dell'antiquario fiorentino Vittorio Frascione. Lo scorso 21 gennaio il Ministero della Cultura ha revocato il certificato di libera circolazione della tela che era stato rilasciato nel 2018 dall'Ufficio Esportazione di Pisa. 2 mesi dopo è stato avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dell'opera. Quindi il capolavoro non sarebbe mai dovuto uscire dall'Italia proprio per il suo valore artistico e culturale. Secondo il TAR, i venditori sono stati reticenti quando hanno chiesto alla soprintendenza il certificato. Hanno infatti sminuito il valore del quadro a 70.000 euro, indicato un titolo generico, sostenuto che non fosse in buone condizioni e allegato una foto di scarsa qualità. Tutto falso, secondo i giudici, che hanno così intimato il rientro della tela. Ma sulla sentenza sono arrivati 2 ricorsi. Secondo il Getty Museum, i carabinieri non hanno giurisdizione in un'istituzione privata degli Stati Uniti. Secondo i vecchi proprietari, la città di Bassano e il Veneto possiedono già un ricco patrimonio di opere del pittore. A capo della struttura museale di Los Angeles c'è peraltro un bassanese, Davide Gasparotto, che giusto un anno fa era stato insignito del Premio Cultura Città di Bassano e che ha subito esposto l'opera al pubblico. Il dipinto quindi non era messo così male, né era di così poco pregio da poter restare nascosto, e quel riconoscimento oggi suona un po' beffardo. La sindaca Elena Pavan, dal canto suo, dopo essersi fatta soffiare la pala di Sant'Anna oggi a Venezia, non dovrebbe perdere anche questa occasione di provare a portare a casa il capolavoro di Jacopo da Ponte. L'opera, peraltro, è così tanto bassanese da avere come scenario le pendici del Monte Grappa. Il prossimo passo tocca al Consiglio di Stato, ma chi ci tiene alla storia di Bassano dovrà muoversi già adesso. E la seconda battaglia di Rete Veneta, definiamola così, ha visto arrivare a un risultato concreto. Ci sono però voluti 3 anni dopo la prima segnalazione alla sindaca di Bassano, Elena Pavan, in merito allo sfregio, al deterioramento della targa del plebiscito in Piazza Libertà a Bassano del Grappa. Ebbene, dicevamo, ci sono voluti 3 anni, ma finalmente quella targa, quel cartiglio è stata restaurata e adesso insomma è stata fatta una sorta di giustizia per una pagina importante della storia di tutti noi. Vediamo. Finalmente viene ridato il giusto decoro a una pagina molto importante della storia d'Italia, che riguarda il risultato del plebiscito del 1866, quando i bassanesi decisero per l'unione al Regno d'Italia. Di questo ci siamo tanto occupati. Grazie all'intervento dei soliti incivili, infatti, dalla targa in pietra sulla colonna su cui poggia il leone marciano in Piazza Libertà erano state cancellate le prime 2 cifre del voto positivo, 3.508. Uno scempio alla storia della nostra città, tanto che nel 2019 la studiosa Rosalba Greco aveva fatto presente la cosa all'amministrazione Pavan, chiedendo che lo sfregio venisse ripulito. Ma già allora, appena insediati, da sindaca Pavan e assessori, l'assoluto silenzio. Lo feci però senza risposta, allora mi sono rivolta al nostro presidente, siccome il presidente Marcello Zannoni è a capo dell'Associazione Amici dei Musei e Monumenti di Bassano, mi sembrava logico che fosse coinvolto e lui è veramente stato molto perseverante ed è riuscito con successo a questo, quindi sono molto lieta che poi alla fine lui ci sia riuscito. Dal suo canto la sovrintendenza ha in pratica obbligato l'amministrazione a sistemare l'iscrizione su richiesta proprio del presidente degli Amici dei Musei, che aveva anche rivolto un accorato appello attraverso le nostre telecamere per ridare lustro a una pagina importante della storia della città ai piedi del Grappa, che ora riacquista un senso, dichiara con orgoglio la professoressa Greco. Quei numeri senza quel 35 non avevano senso.
e quindi adesso sì, ce l'hanno. Adesso i turisti, i concittadini sapranno esattamente cosa successe nel 1866. Certo è che fa un po' specie il silenzio da parte dell'amministrazione. Beh sì, sarà perso nei meandri, non lo so. Immobilismo e silenzio che non sono nuovi da parte di questa amministrazione che si continua a dimostrare distante dalla città. Ci sono voluti 3 anni perché dal palazzo di via Matteotti partisse l'ordine di ripulire lo sfregio, ma 3 anni per un impegno così piccolo sono decisamente tanti, troppi. E come promesso, adesso siamo pronti per tornare ad Asiago, siamo pronti per tornare sull'altopiano perché è pieno di gente, ci sono tanti turisti, tanti appassionati, è uno spaccato importante proprio di quel concetto di ripartenza di cui abbiamo a lungo parlato durante questa estate. Allora, vedo collegato con noi Ferdinando Garavello, a cui ricedo immediatamente la linea. Ben ritrovato Ferdinando. Alex, ben ritrovato anche a te e di nuovo buongiorno ai nostri telespettatori. Abbiamo visitato un po' Made in Malga, abbiamo dato un'occhiata a quello che c'è in questa manifestazione che, ricordiamo, porta il top della produzione dal peggio a livello nazionale qui in centro ad Asiago. Oggi, domani e da venerdì a domenica prossima, quindi una manifestazione che sta portando un numero davvero impressionante di persone, c'è un bel movimento. E prima abbiamo parlato con un produttore dell'Asiago DOP, abbiamo giocato in casa, adesso invece andiamo a giocare in trasferta. Siamo in Piemonte, siamo con Matteo Villa, vedete questa bellissima proposta di tome piemontesi con un campanaccio fantastico che Alessandro Costacurta vi fa vedere. Un altro mondo, un'altra regione, un altro modo di fare il formaggio, però forse qualche problema molto simile a quello dei produttori. Certo, i problemi in montagna, soprattutto chi lavora in alpeggio, quest'anno sono per tutti uguali. Ecco. La siccità si è sentita anche in montagna, ma abbiamo comunque prodotto dei buoni formaggi. Per noi quando se ne produce poche esce un'altissima qualità, concentrata, sarà da distribuire a pochi fortunati, ma la montagna è questo, ecco, per me. Ecco, voi siete qui, non siete proprio dietro all'angolo, perché da dove siete esattamente? Dalla Val Chiusella, l'ultima valle del Piemonte, prima della Val d'Aosta. Ecco, da quel luogo a qui insomma non c'è proprio poca strada, però questo vuol dire che è un investimento anche per voi del mondo lattiero-caseario muovervi e portare i vostri prodotti in un'altra regione. Esattamente, per noi è fondamentale far conoscere il nostro prodotto, anche perché soprattutto in Veneto si conosce la toma, ma si conosce un'altra tipologia di toma, quella classica DOP prodotta da grandi caseifici. Queste invece arrivano esclusivamente da micro aziende agricole a gestione familiare, quindi dalle 5 alle 50 mucche, ognuna delle quali produce un formaggio diverso. Si chiama tutta toma perché in Piemonte toma vuol dire formaggio, ma ogni azienda produce un formaggio totalmente diverso. Ecco, una domanda un po' più particolare. Da queste parti c'è il problema dei lupi, c'è un problema grosso con i lupi che vanno a predare nelle aziende, fanno danni. Da voi c'è questo problema? Sì, ci sono i lupi, ci sono i cinghiali che rovinano il prato e sono anni un po' difficili per la montagna, sì, ma riusciamo a sopravvivere comunque, ecco, si parla di sopravvivenza, però. Alex, hai sentito, tutto il mondo è paese, gli stessi problemi che si propongono qui nell'altopiano dei 7 comuni con le dovute cautele si trovano anche dall'altra parte del nord Italia, però vediamo che alla fine il risultato in ogni caso è interessantissimo. Approfittiamo un po', visto che siamo qui, che tipo di formaggio avete qui oggi? Allora, sono tutte tome a latte crudo. Spieghiamo ai nostri telespettatori cos'è il latte crudo. Latte crudo vuol dire un latte che non viene scaldato termicamente, leggermente scaldato, si lavora intorno ai 37 gradi, quindi sono latti che mantengono tutta quella flora batterica importante per caratterizzare un formaggio. E proprio per questo che ogni famiglia ha i propri batteri all'interno del proprio caseificio, della propria stalla, che si trasferiscono nel formaggio e fanno sì che ogni toma sia differente. Noi cosa facciamo? Noi raccogliamo il prodotto fresco dal produttore e in base alle caratteristiche che ha all'interno cerchiamo di valorizzare.
valorizzarle. Quindi se un formaggio è fresco, delicato, noi cerchiamo di valorizzare la sua dolcezza. Se arriva da un alpeggio invece molto più fiorito, cerchiamo di sottolineare quella vena floreale che avrà all'interno. Ecco, noi siamo degli allevatori di formaggi. Fantastico. C'è una domanda, è un po' tecnica, ma secondo me le persone che ci seguono la capiscono immediatamente. Qui in Veneto si usa fare il formaggio, soprattutto l'asiago, con il risultato di 2 mungiture. C'è una mungitura serale, poi viene aggiunto il latte della mattina dopo, che è un po' più caldo, e si fa il formaggio, eventualmente viene scremato. Dalle vostre parti è una mungitura un formaggio o fate anche voi così? Allora, noi lasciamo libertà a ogni produttore di esprimere la propria scelta. C'è chi lavora latte intero, quindi fa 2 lavorazioni al giorno, c'è chi lavora latte parzialmente scremato, quindi davvero, come dicevi tu, il latte della sera viene lasciato riposare scremato il mattino dopo e gli viene aggiunto il latte intero. Noi lasciamo libertà proprio al produttore, proprio per quello che esistono tantissime tipologie di formaggio. Ecco. Allora, prima di chiudere con questo argomento, che tipo di domande vi fanno le persone? Qui c'è un turismo un po' mirato, soprattutto dal Veneto, c'è qualcuno che viene fuori dal Veneto, però insomma non sono i vostri clienti soliti. Che cosa vi chiedono? Ma questo formaggio si mangia? Perché? Perché vedono le croste così strane. Chiedo ad Alessandro se riusciamo a farla vedere un po' da vicino queste croste magari che possono sembrare brutte, ma sì, solo da un punto di vista estetico, oppure vediamo se riesci a prenderne un pezzettino da dietro. Qui abbiamo una toma invecchiata 4 anni. Ecco, facciamo vedere da un punto di vista estetico, magari una persona arriva e dice ma che cos'è? Certo. E voi cosa rispondete? È tutto mangiabile, questa è la nostra toma, in Piemonte si mangiano questi formaggi. Proprio perché il nostro lavoro è anche lavarli tutte le settimane ogni singolo formaggio. E ogni formaggio evolverà in maniera diversa. Certamente fino a 6 mesi le croste rimangono belle esteticamente, quando superano i 6 mesi il formaggio si invecchia così, ma sono tutte qualità che poi troveremo all'interno del formaggio. L'erborinatura, l'ossidazione, sono tutte caratteristiche che renderanno unico questo formaggio. Allora, queste cose voi le spiegate alle persone. Avete visto una crescita nella cultura casearia? Perché adesso il mondo del formaggio si sta avvicinando molto a quello del vino con quelli che sono i sommelier, gli assaggiatori, i degustatori, le persone che si interessano sempre di più. E c'è una crescita culturale, la vedete anche voi dal vostro osservatorio? Assolutamente, assolutamente. Noi siamo qui apposta proprio per incentivare questa crescita, proprio per far scoprire che la Tomma non è quella classica che arriva in giro per l'Italia. La vera toma artigianale è questa, ecco. Quindi noi incentiviamo la scoperta, siamo qui proprio per la promozione del territorio. Noi incentiviamo la scoperta di tutti i formaggi perché è importantissimo approfondire questi temi. Prima di andare via una domanda, ma questo campanaccio è utilizzato, è stato utilizzato o è puramente ornamentale? Perché questi qua sono chiedo scusa, sto interrotto. Questi qua sono tutti campanacci che vengono indossati dalle mucche. Ogni campanaccio rappresenta un momento importante della famiglia. Come dicevo prima, noi raccogliamo da 15 allevatori diversi e se guardate nel campanaccio è rappresentato un momento, quando per esempio nasce un figlio, quando si battezza, quando ci si sposa, quando ci si compie 18 anni, non ci si regalano il classico regalo, da noi ci si regala una campana. Quindi per esempio quando vedete la transumanza, quindi passare tutte queste mucche che dalla pianura vanno verso la montagna, voi se guardate la transumanza vedete l'album fotografico della famiglia. Queste per esempio rappresentano 2 momenti importanti della nostra famiglia e ci piace portarle, sono anche storiche come vedete degli anni 90 e ci piace portarle in giro proprio per far vedere che questa è la nostra tradizione. Ultima domanda. Un voto al movimento di queste ore, di questi giorni? Sta andando bene? Si può fare meglio? Vi aspettavate qualcosa di più? Vi aspettavate qualcosa di meno? No, è tutto bellissimo, il posto è stupendo, la prima volta che veniamo nell'altopiano, la prima volta che lo vedo, sono arrivato venerdì sera, giovedì sera, chiedo scusa, quando ho visto questa piana è bellissimo, da noi non esistono questi paesaggi, da noi sono tutte rive scoscese, molto pericolose, invece qua è tutto un altro posto. Il tempo è ideale perché è troppo caldo per i nostri formaggi non è ideale, quindi è il nostro ambiente giusto, per contenti. È il tempo ideale anche per le vacche che sono ancora in alpeggio. Ricordiamo, la tradizione vuole che l'alpeggio finisca per San Matteo, quindi fra
una ventina di giorni, poi si andrà a valle, ma gli esperti dicono che queste temperature, questa piovosità, questo momento particolare dell'anno è quello perfetto per le vacche in alpeggio, e sono in tanti a sostenere che nonostante le difficoltà della siccità di quest'anno, il risultato del formaggio sarà altissimo, perché c'è l'equilibrio fra il grasso, le proteine, i vari contenuti del latte è quello perfetto per la stagionatura. Vi risulta questa cosa? Esattamente. Noi riusciamo ancora a produrre negli ultimi alpeggi degli ottimi formaggi grazie a questa piovosità che sta incentivando ancora le mucche a mantenere un po' di latte, perché poi si comincerà con l'asciutta. Penso che anche qua da voi ottobre e novembre sono i periodi di asciutta, noi riusciamo ancora a mantenere un po' di latte grazie all'erba fresca che sta nascendo. Quindi c'è tempo ancora per fare un salto in alpeggio, per qualcuno che voglia passare un fine settimana, una giornata a contatto con quella che non è solo una tradizione, un presepe da vedere. Ricordiamo che, e lo diciamo sempre, continueremo a dirlo, la tradizione dell'alpeggio delle malghe è un presidio per il territorio, è un presidio importantissimo, perché permette di mantenere vivo l'ambiente, di mantenere vivo una tradizione, di mantenere viva un'economia che altrimenti avrebbe delle difficoltà insormontabili. Noi ringraziamo Matteo Villagrazi, poi ci fermiamo sicuramente ritorneremo, come si suol dire. E adesso noi, grazie ancora, noi con Alessandro Costacurta vediamo di spostarci, di fare ancora qualche parola qui con voi. Vedete, nonostante sia suonata l'una, un botto classico si dice in Veneto, qui ad Asiago c'è ancora movimento. Gli organizzatori si aspettavano magari che per le 13 qualcuno andasse a mangiare, qualcuno tornasse in pianura, qualcuno concludesse la visita qui ai Medi Malghe, invece continua ad arrivare gente, continuano ad arrivare persone, segno che non solo l'appeal dell'altopiano dei 7 comuni è ancora molto forte, ma anche la voglia di approfondire i temi, di approfondire questi temi in particolare è fortissima. Io chiedo ad Alessandro Costacurta se riusciamo a fare una breve passeggiata per far vedere un po', magari nel corso magari troviamo qualcun altro che ci dice due parole. Noi teniamo la linea fino a quando si può, perché comunque è un'iniziativa davvero interessante da seguire, ci permette di parlare anche, di approfondire i temi di cui abbiamo parlato ogni giorno fin qui. Diciamo che è un po' un riassunto di quello che è successo quest'estate, con le difficoltà, con la voglia di ripartire, la voglia di ricominciare, di ripartire, di superare il momento difficile, la si vede tutta qui, perché ogni stand, ogni luogo in cui ci si ferma propone. Avete sentito anche questi ragazzi dal Piemonte, hanno attraversato il nord Italia per essere qui 3 giorni con i loro formaggi diversissimi da quelli del Veneto, tutte altre caratteristiche, tutte altre proprio anche filosofia casearia, eppure contentissimi, propositivi. Non c'è una persona qui, anche fra i produttori, che finisca col piangersi addosso e dire no, va tutto male. No, sì, è andata male, ma andremo avanti in modo forte. Torniamo dai nostri amici dell'altopiano. Alessandro, andiamo avanti, seguiteci, facciamo una passeggiata qui con le immagini di Alessandro Costacurta. Vedete qui alla nostra destra c'è lo stand gastronomico dove le persone si sono fermate a mangiare. Questa è la piazza Carli di Asiago, che abbiamo già visto con gli alpini quest'estate. Ricordiamo che l'estate dell'altopiano è iniziata alla grande con gli alpini, che abbiamo seguito con la Dunata Trivenete, il terzo raggruppamento di quest'estate, e sta continuando con dei numeri davvero interessanti. Andiamo a vedere un'altra malga del territorio che sta, buongiorno, che sta prego, noi intanto raccontiamo, poi quando si sono gli amici di una malga sul
sotto Cima Larici, dalla quale, si ricorderanno i nostri telespettatori, abbiamo fatto una diretta proprio per lanciare quello che era il concetto di Made in Malga. Adesso, quando si liberano, chiediamo anche a loro come sta andando la manifestazione, come è andata l'estate. Ci siamo sentiti circa un mese fa e quindi magari adesso possiamo approfondire un po' questi temi. Non nascondo, Alex, che effettivamente vedere tutto questo formaggio, e non solo, perché ci sono degli stand anche di salumi, di tartufo, di tantissimi prodotti di ogni genere, faccia venire un certo languorino vista anche l'ora. Ecco, vediamo che sta tagliando un pezzo di Stravecchio, mi tolgo. Vedete, l'operazione non è affatto facile, perché comunque quanto tempo ha questo formaggio? 24 mesi. Allora, perché noi facciamo solo formaggio in Malga nel periodo d'estate, da giugno a settembre. Questo sono 24 mesi, molto buono, sa di erba, quando lo mangi questo formaggio qua ti lascia la bocca mille gusti, diciamo. Possiamo vedere i nostri telespettatori da vicino, che magari... Eccolo qua. Questo è un Asiago Stravecchio? Questo è un Asiago Stravecchio, 24 mesi. È molto buono e il vero Stravecchio deve metterli in bocca un pezzettino di Stravecchio, 2 colpi con la bocca e deve sciogliere, allora proprio si sente il gusto anche dell'erba della montagna. Com'è andata l'annata per voi? Ci siamo visti circa un mese fa, era insomma un po' altalenante, adesso ha ricominciato a piovere, si è rinfrescata la temperatura, il benessere animale è più importante in questo momento? È più importante il benessere, anche la gente che viene nel nostro agriturismo è importante, però più importante diciamo che anche il mangiare delle mucche, le star bene delle mucche, hanno un po' patito per questo secco che è stato, come tutte le cose, adesso si sono un po' adeguate, l'erba comincia a crescere e speriamo nel bene anche in questo senso qua. Oggi siamo qua nei Malga e Malga, portiamo i nostri prodotti qua in centro ad Asiago e la gente apprezza queste cose qua. Ecco, abbiamo chiesto anche ad altri colleghi vostri se la gente cerca più questi formaggi, queste caratteristiche del vecchio o dello stravecchio, oppure se la gente cerca magari un formaggio più fresco. Ma i più intenditori diciamo che cerca lo stravecchio, dopo c'è tanta gente che cerca anche il classico asiago, anche diciamo il classico asiago di montagna, perché quello fatto in Malga ha un gusto molto particolare, come tutti i formaggi fatti là in Malga. Ecco, ce ne fa vedere un pezzettino di fresco magari? Approfittiamo della cortesia, perché insomma poi è difficile ritrovare in un unico luogo dei produttori che possono farci vedere dei formaggi con delle caratteristiche. Vedete, è diversissimo da quello che abbiamo appena visto. Sì. Il colore è sempre giallo pagliarino, perché il latte prende il colore dei fiori che mangiano. Questo è un ottimo formaggio mangiarlo così, ma anche fare delle pizze, dei toast, dà un buon gusto. Facciamo vedere la data di produzione, si vede sulla faccia, si vede poco. Agosto? Gli ultimi di luglio, ha un mese, poco più. Ultimi di luglio ed è già così, è già pronta a mangiare e sicuramente sarà... Anche bevuto bene, mangiando le mucche quando mangiano l'erba, questi foraggi qua si matura molto prima di quello che mangiano il fieno. Cosa succederà questo inverno, questo autunno, questo inverno? Adesso abbiamo parlato di cose liete e bisogna toccare anche qualche tasto dolente. Come tutti i produttori hanno un po' un problema per questo, dare da mangiare le mucche costa molto, però anche noi cittadini, uno semplice, ha il problema di riscaldarsi quest'inverno. E sono due molti problemi che lo Stato deve affrontare queste cose qua. Ecco, poco fa eravamo in collegamento, ci hanno chiesto se anche qui in altopiano c'è difficoltà a reperire pellet e legna per il riscaldamento, perché in pianura la situazione è a tratti veramente drammatica, con dei costi altissimi fuori mercato e le persone fanno fatica a orientarsi. Qui in montagna è uguale? Di quelle voci che sento anche qua è un po' problematico. Già noi ci arrangiamo un po' ad andare in bosco con legna, però il problema è già sorto qua negli ultimi. Adesso quando comincia i primi freddi sarà forse un grosso problema, perché ci sono delle grosse spese. Quindi con questa considerazione insomma, vediamo che non sono finiti i guai non solo per chi lavora e produce in montagna, ma anche per i cittadini. Poi prima di andare via un'ultima curiosità. In tanti ci hanno chiesto che cos'è questo attrezzo. Questa è una fasciara in legno
che usavano i nostri nonni, diciamo, per conservare il formaggio, però tuttora usiamo quelli un po' in plastica anche per mettere il marchio dell'Asiago su, però il legno va sempre bene per fare, specialmente quando deve riposare, deve stagionare sempre sulle tavole di legno. Il rapporto fra il legno e il formaggio è importantissimo e su questo noi ringraziamo, grazie per la cortesia come sempre. Continuiamo magari facendo due passi, facciamo vedere un po' di questi prodotti che sono esposti qui. Vedete tutto l'arco, chiamiamolo costituzionale caseario, si va dalle cacciotte al fresco, il mezzano, il vecchio e lo stravecchio, e naturalmente la ricotta affumicata che si mantiene meglio ed è anche decisamente interessante, grattugiata su, che so, piatto di gnocchi con un po' di burro di malga. Ma stiamo cominciando a parlare un po' troppo di cibo e di piatti in questo momento. Proseguiamo la nostra passeggiata. Vedete con le immagini di Alessandro Costacurta come ci sia comunque un bel po' di movimento in questo momento ad Asiago, e adesso ci spostiamo verso, vediamo se riusciamo a trovarlo, un altro produttore col quale avevamo parlato poco fa, che aveva una chicca da farci vedere. Allora, in questo momento questa è un'altra malga. Siamo riusciti a parlare poco fa con Andrea Dalla Palma, che in questo momento non vediamo. Torna fra un po'. Allora, intanto facciamo noi un po' di spiegazione. Andrea Dalla Palma ha aperto per noi questa forma che questo è un Asiago DOP prodotto della montagna, fatto in malga, ma la sua caratteristica è che è stato fatto 7 anni fa. 7 anni sono un'era geologica per il formaggio, perché sono prodotti che vanno consumati freschi, mezzani o eventualmente un po' stagionati, ma 7 anni è un altro mondo. Ha voglia di dirci due parole su questo formaggio? Venga, siamo in diretta. Cosa dico? È un formaggio stravecchio che ha i sapori dell'erba, dei prati, dei fiori, che è un po' stagionato, abbastanza saporito e deve piacere alle persone, il gusto. Ecco, abbiamo chiesto anche ad altri produttori che tipo di gusti abbiano le persone che vengono a una manifestazione come questa, o anche in malga. Cercano un prodotto come questo, che ha 7 anni, che è stravecchio, che è molto particolare, o cercano magari un fresco, una cosa molto più semplice? Ricercano un formaggio che sia di malga, che abbia dei valori, delle cose organolettiche, che abbiano però varia da persona a persona. Però ho visto che anche tanti bambini, tanti adolescenti hanno gusti un po' particolari, un po' saporiti, non proprio l'asiago o probabilmente una cacciotta, apprezzano anche i formaggi stagionati. Questo è interessante, perché per poter mantenere dei gusti come questi bisogna anche avere un mercato che li richiede, perché altrimenti farli solo per l'idea di farli, per la filosofia di farli non è... Ho visto che anche i bambini apprezzano i formaggi stagionati, non solo i freschi. Molto bene. Mi diceva Andrea Dalla Palma che c'è anche qualcosa di più vecchio di questo Sì, di 10 anni, ne ha uno di 10 anni, non so perché voglia tenerlo là, ma insomma vuole una cosa sua particolare. Magari ci organizzeremo per assistere all'apertura. Noi abbiamo assistito all'apertura, che è stata fatta prima della nostra diretta, e abbiamo tutte le immagini proprio del taglio, dell'apertura di questa forma, che faremo vedere ai nostri telespettatori nel corso della nostra informazione durante i nostri telegiornali. Allora, proseguiamo la nostra passeggiata. Grazie mille, ci rivediamo di sicuro. Proseguiamo la nostra passeggiata. Alessandro, andiamo verso
andiamo verso gli altri stand, facciamo vedere un po'. Adesso vedete effettivamente sta un po' calando il numero delle persone presenti qui a Made in Malga, anche se non tantissimo, perché effettivamente di movimento ce n'è. Ci spostiamo verso quello che è lo stand gastronomico, giusto per farvi vedere anche come si muove la gente in questo momento, perché sì, va bene parlare di formaggi, va bene approfondire i temi dell'arte casearia, però se l'occhio vuole la sua parte, anche il gusto vuole la sua. Quindi andiamo a vedere un po' la situazione nello stand, che dovrebbero esserci anche gli organizzatori della manifestazione, con cui facciamo magari due parole al volo. Ecco, vedete qui ancora stand, ancora persone in fila. Qui si gioca in casa, qui è un altro produttore asiaghese molto, molto noto. Anzi, vediamo se qui si parla di formaggi, ma l'altopiano è un luogo in cui non ci sono solo formaggi straordinari, ma ci sono anche altri prodotti. Ricordiamo fra tutti il sedano di Rubbio, e questa invece è la famosa patata di Rozzo. C'è stata proprio la festa della patata di Rozzo qualche giorno fa, vediamo se adesso riusciamo a fare due parole anche su questo, perché i prodotti dell'altopiano, dicevamo, sono tantissimi, variegati, hanno la caratteristica importante di rappresentare un territorio in modo molto importante, con le proprie radici. Allora, con le immagini di Alessandro Costacurta andiamo a sentire. Buongiorno, siamo in diretta con Rete Veneta. Allora, parliamo sì di formaggi, ma parliamo anche di patate. Benissimo, niente, questa è una varietà Binti, famosa in paese da noi a Rozzo, coltivata da generazioni, e va bene per tutti gli usi. Non saprei cos'altro dire. Insomma, sappiamo noi cos'altro dire, perché abbiamo fatto un salto qualche giorno fa alla festa della patata e effettivamente gli usi sono tantissimi, ma la domanda è questa: in altopiano quello che cresce qui ha un gusto particolare, il formaggio ha un gusto particolare, le patate hanno un gusto particolare, il sedano di Rubbio, ma anche le patate di altre località. C'è una guerra fra i produttori di patate delle varie zone dell'altopiano. Cosa c'è che rende tutto così particolare? Sicuramente la terra che abbiamo noi in paese a Rozzo è una terra molto diversa da tutto il resto dell'altopiano. In altopiano la maggior parte della terra è creosa, da noi invece è sassosa, e questo rende la patata nostra a un livello molto superiore alle altre. Allora, noi ringraziamo, grazie per queste informazioni. Ovviamente patate e formaggio sono un mangiare da re, quindi può essere un'idea per mettere insieme o il pranzo o la cena di questa sera. Alessandro, continuiamo a fare questa passeggiata. Ringraziamo il nostro amico. Allora, vedete, questo è lo stand gastronomico, c'è un bel po' di gente, segnale che effettivamente questa è una manifestazione che ha un certo appeal. C'è il tipo di visitatori, ve lo diciamo noi da qui, è variegato. Ci sono famiglie, c'è il famoso turismo delle famiglie che qui in altopiano sta dando risultati incredibili quest'estate, portando Asiago nella top 10 delle località di montagna preferite dalle famiglie. Ci sono coppie, ci sono ma ci spostiamo ancora, perché poi a star qui davanti, insomma, la fame aumenta anche per noi. Stiamo parlando di cibo da circa un'ora e la situazione si fa drammatica anche per noi. Alessandro, ci spostiamo, continuiamo ad andare in giro a vedere un po' di quello che sta succedendo oggi qui ad Asiago. Un altopiano quest'anno decisamente sopra le righe. L'abbiamo raccontato in tutte le salse, l'abbiamo raccontato
in tutti i modi, dagli alpini al formaggio, le malghe, lo sport, il turismo. Stavamo cercando alcuni degli organizzatori che però non vediamo in questo momento. Allora Alessandro, andiamo a vedere la piazzetta che dobbiamo ancora andare. Vedete con l'immagine di Alessandro Costacurta che ci segue con grande anche bravura, perché c'è parecchia gente che si muove. Allora, qui siamo nell'altra piazza di Asiago, gli espositori stanno lavorando ancora con i loro formaggi. Vediamo di parlare con qualche produttore ancora. Noi teniamo la linea fino a quando ci date l'ok, perché diventa decisamente divertente raccontarla così. Allora, Ferdinando, intanto grazie per questo splendido tour che insomma hai sapientemente guidato noi e i tanti telespettatori in giro per Made in Malga, per le strade e le piazze di Asiago. Noi ti dobbiamo salutare adesso, richiediamo la linea dallo studio, ringraziando te, ringraziando chiaramente Alessandro Costacurta per questo pregevolissimo servizio che insomma ci ha permesso di conoscere, di vedere tutto su Made in Malga, sulla ripresa del turismo, sui formaggi e quant'altro. Piccolo break pubblicitario, rientriamo fra pochissimo. Rientriamo in studio, rientriamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG, perché adesso lanciamo il prossimo servizio come ogni prima domenica di settembre. Le penne nere, gli alpini si preparano per il pellegrinaggio al massiccio del Grappa sul Monte Tomba. Grande trepidazione per il 63esimo pellegrinaggio dell'Associazione Nazionale Alpini, organizzato dal gruppo di Cavaso dalla sezione Monte Grappa. Primo appuntamento sabato 3 settembre per la deposizione della corona al Sacrario di Cima del Grappa, con la straordinaria presenza del Labbro dell'Ana, scortato dal presidente nazionale Sebastiano Favero. Pellegrinaggio che proseguirà domenica 4 settembre sul Monte Tomba a partire dalle 9 con l'ammassamento al cippo degli alpini e l'attesa sfilata, la deposizione della corona presso la chiesetta alpina, l'alzabandiera e l'onore caduti, per concludere alle 11 con la solenne Santa Messa. Nel pomeriggio la rievocazione didattica sulla Grande Guerra del gruppo storico Monte Grappa Battaglione Bassano, ma le emozioni non finiscono qui. Sopra il capo delle penne nere voleranno gli aerei storici della Fondazione Jonathan Collection. È tutto per questa edizione di Focus TG, non mi resta che ringraziarvi per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo gli appuntamenti serali con l'informazione di Rete Veneta, TG Bassano e TG Vicenza. L'appuntamento invece con Focus TG è per domani, puntuali alle ore 12. Buona giornata a tutti.